in collaborazione con Glam Vision e K-Facli. A Predasso viene travolta e schiacciata dall'auto contro il portone del garage. Grave incidente per una 54enne trasferita in elicottero all'ospedale di Trento. Brucia il tetto di un'abitazione nell'Alto Garda, intervengono una ventina di vigili del fuoco di Riva del Garda ed Arco con diversi mezzi. Devastati 35 metri quadrati della copertura dell'edificio. A questo punto l'alternativa è tra pagare o mangiare. L'allarme dell'inquilina Itea, spese condominiali insostenibili. Il sindaco, servono dei correttivi. La replica di Gerosa, non facciamo noi la legge e non possiamo parametrare le spese con l'ICE. Il direttore del Santa Chiara pronto a lasciare il Trentino? Grattarola, deciderò a breve. Primo in graduatoria per la direzione dell'ospedale di Sant'Orso. Crisi del volontariato, aumento dei costi e troppa burocrazia fermano i carri di carnevale. Le Proloco, meglio eventi più semplici, con meno rischi. Sei un lavoratore autonomo o hai una piccola impresa? Scadenze fiscali, novità normative, fatture e versamenti. Sono molte le cose che possono farti girare la testa e perdere tempo. Non rischiare. K-Facli ti dà una mano ed è pronto a risolvere ogni tuo dubbio. Grazie ad operatori esperti e con tariffe contenute avrai una consulenza completa anche nelle fasi iniziali, scadenze fiscali e previdenziali rispettate, uno strumento per la fatturazione elettronica, servizi anche online e a distanza, contabilità sotto controllo ma senza stress? Si può con K-Facli.